Va ora in onda Potere al Popolo. Ma dove pensavate di andare senza Sammy Varin? Seconda parte della nostra controinformazione, 2 minuti dopo le 11. Buon mattin da Sammy Varin, ben ritrovati all'appuntamento con Potere al Popolo, ma soprattutto a quest'ora c'è Qui Parlamento. Qui Parlamento. 4 chiacchiere con Simonetta Matone, che salutiamo, ben ritrovata. Ben trovati a voi, buongiorno a tutti, buongiorno a chi ci ascolta, buongiorno a te. Grazie, buona settimana. Oggi parliamo di un argomento che fa discutere anche in maniera trasversale all'interno di molti ascoltatori di Radio Libertà: la legalizzazione dell'uso della cannabis per finalità di carattere terapeutico e ricreativo. Allora, oscurantismo bigotto o tutela della salute dei giovani? Simonetta. Allora, vedo che avete sentito il mio intervento alla Camera, perché ho fatto io la dichiarazione per la Lega sulla mozione presentata da tutta una serie di partiti dell'opposizione. Allora, noi siamo stati accusati da un esponente dei 5 Stelle, peraltro anche medico, ahimè, di oscurantismo bigotto. Allora, vorrei sgombrare il campo dagli equivoci. Il nuovo testo non vieta affatto la coltivazione della canapa per uso medico, per uso di ricerca, per uso tessile e per usi, diciamo così, tra virgolette, ritenuti dalla collettività assolutamente leciti. Vieta la coltivazione per uso, diciamo così, ricreativo, ma il ragionamento che ho fatto è questo: io sono stata in magistratura 41 anni, gli ultimi 7 li ho passati come sostituto procuratore generale e ho fatto processi di criminalità organizzata perché ero in quel team. Ho citato l'ultimo sequestro avvenuto una settimana fa, adesso saranno 10 giorni, nel quale sono stati sequestrati 82 kg di hashish, 50 kg di eroina e altri 24 kg, mi pare, di marijuana. Oltre al fatto che il nostro paese è invaso da 157 nuove droghe, diciamo così, sintetiche, pericolosissime. Il ragionamento che io ho fatto alla Camera è questo: non c'è nessuno che sia finito nel gorgo dell'eroina e della dipendenza da cocaina che non sia partito dalle cosiddette droghe leggere, da noi completamente sottovalutate e considerate un piacevole passatempo da molti. L'interrogativo che io pongo, al di là della contiguità dei mercati, quindi quando tu ti compri una canna, come si dice a Roma, non so se pure al nord si dice così, e la paghi 10 euro, tu comunque dai 10 euro a organizzazioni criminali potentissime, perché il traffico delle sostanze stupefacenti è unico. In tutti quanti i sequestri vengono sequestrati tonnellate alla fine della fiera di hashish, di marijuana, di cocaina e di eroina. L'eroina è un po' in calo perché c'è questa spinta verso la cocaina. Quindi innanzitutto il mercato criminale è assolutamente lo stesso. La seconda considerazione è che nessun tossicodipendente grave ha mai cominciato con l'eroina o con la cocaina e l'uso delle droghe cosiddette leggere però provoca danni irreparabili, l'uso continuativo, al cervello. Io mi sono trovata una volta in una puntata di Porta a Porta nella quale Bruno Vespa ha proiettato sul maxi schermo un elettroencefalogramma fatto mentre si assume hashish. Voi dovete vedere che cosa accade al cervello, anche con una sola assunzione. Dopodiché l'uso continuativo produce danni irreversibili. Poi, altro interrogativo che io ho posto: ma chi di voi attraverserebbe la strada sapendo che chi sta sopraggiungendo in macchina si è appena fatto una canna? Anche sulle strisce, tu attraverseresti? Io no. Stessa cosa salire in macchina con uno che ne ha appena fatto uso.
Cioè noi dobbiamo essere anche pratici e pragmatici in questa materia. Io penso che il discorso sia un po' più sofisticato, e cioè noi dobbiamo creare una società dove la cultura dello sballo sia bandita, ma non perché è proibita, ma perché non ce ne deve essere bisogno. A me piacerebbe un mondo di giovani dove i giovani non hanno bisogno di fare questo per essere felici. E così abbiamo lanciato un bel sasso nello stagno e questa è un'argomentazione che, te lo prometto, verrà discussa per ore e ore su queste frequenze Bene, anche nei bene, prossimi bene. giorni. Simonetta, grazie davvero per la tua Grazie a presenza. voi che mi chiamate sempre. Buona giornata a tutti. Arrivederci. Qui Parlamento. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio.
Lo sapete ormai, nella trasmissione di Sammy Varin tra le 11 e mezzogiorno molto spesso mandiamo in onda musica indipendente, artisti ancora sconosciuti a livello nazionale, ma che stanno esplodendo a livello locale. E queste sono segnalazioni belle e potenti, perché poi in futuro chissà che succede a questi artisti. Questi sono i Totò Band con la canzone Resto a lottare. Bisogna davvero lottare ogni giorno per raggiungere i nostri sogni e sono andato a cercare la Totò Band e abbiamo al telefono Salvatore Bosco. Buongiorno. Ciao, buongiorno, grazie È del lui. vostro invito, È lui, onoratissimo. è lui Salvatore Bosco, ma per tutti Totò. Chiamatelo Totò che lui vi risponde. Bravissimo, perfetto, perfetto. Salvatore, ci devi raccontare prima di tutto da dove proviene la Totò Band che qui sbirciate, chi ci guarda in televisione, Allora, canale la Totò 252. Band nasce a Tuscania, in provincia di Viterbo, nel Lazio. E che successo state avendo? Perché sbirciando sui vari social, poi ci dirai esattamente dove Sì, trovarvi, e vedo visualizzazioni a go go per un sì. gruppo che è sincero, non trasmette donne nude o cose pazzesche per cui dice No. per quello che... È un gruppo sincero che trasmette belle emozioni e che devo dire sta andando alla grande localmente e anche dal punto di vista nazionale e internazionale ci sono tante persone interessate alla vostra musica. Che cosa sta succedendo? Quale squadra avete formato anche in questo caso con i social? Allora, dal 2000, diciamo fine 2023, inizio gennaio 2024, è stato creato un progetto che si chiama Progetto Totò Band, dove all'interno di questo progetto ci sono degli elementi, dei professionisti, a partire da Caramella Blues, Angelo Petruccetti, della Little Tony Family, la M. Lendo Music Production, Matteo Lenotti, il nostro capo staff Alessandro Pera, poi Lian Max e tutte le altre persone che comunque anche in piccola parte fanno parte di questo progetto. Eravamo una cover band, abbiamo deciso di fare tutto da noi, siamo, scusatemi il termine, gallina vecchia, quindi siamo quei amanti della musica anni 80, 70 e quindi cerchiamo di scrivere, di emozionare e fare quel tipo di musica che per noi, e io spero, me lo auguro ragazzi, ve lo chiedo con tutto il cuore, manteniamo la musica vera. Basta con tutte queste cose che non voglio entrare in merito, ma ci siamo capiti. E cerchiamo di trasmettere il vero amore. Ogni cosa che comunque viene scritta o viene lavorata è un qualcosa di bello che prima trasmette a noi le emozioni che l'abbiamo creata e poi di conseguenza a voi. E io ti stavo ascoltando e aspettavo appunto di trovarti qui, no? Visto non parliamo di quello che sta succedendo intorno a noi, no, parliamone, perché ormai è conto alla rovescia, Totò, per Sì. il Sanremone e sappiamo insomma che saremo obbligati a mangiare un boccone che non sempre ci farà piacere mangiare. Qual è il tuo parere sulla musica di oggi? Che cosa sta succedendo? C'è qualcuno che merita davvero il Allora, Sanremone nazionale? Perché le critiche da parte dei nostri ascoltatori sono quasi generali. Io non voglio fare di tutta l'erba un fascio, però anche questa storia che pochi personaggi scrivano canzoni per tutti è un accentramento che fa un pochino pensare, Totò. allora, le critiche, se sono costruttive, fanno sempre bene. Io sono il primo ad accettarle. Le critiche dalle persone, scusatemi il termine, ignoranti in materia, quelle le odio. Purtroppo non mi piace giudicare i colleghi, parliamo al plurale perché sarebbe brutto, potrebbero farlo anche verso di me. Purtroppo io ho studiato, non purtroppo, orgoglioso e felice che i miei genitori, artisti anche loro, mi hanno dato la possibilità di studiare musica,
quindi famiglia si è studiato musica. Oggigiorno purtroppo cantare, ragazzi, non è andare al karaoke perché una sera qualcuno ti dice che sei bravo, domani ti metti giù e incominci a fare video. I video li puoi fare, ma prima di dire io so cantare, ragazzi, io ho 48 anni, ragazzi, studio tutte le sere, tutti i giorni, continuo a studiare, non siamo mai finiti. Ricordatevi che fino al giorno della morte, che purtroppo quella è per tutti, c'è sempre da imparare, sempre, sempre, sempre. Di oggi la musica, non parlo, la musica oggi è tutta elettronica, è tutto computer, il microfono. Non entriamo nell'autotune perché dovremmo stare qui ore e ore e ore, ore. Se avete ascoltato i nostri pezzi, siamo stati in grado di fare 33 inediti in un anno, quindi un record eccezionale. Ne abbiamo anche già altri pronti che partiranno poi nei tormentoni estivi. Però ripeto tutto quello che abbiamo detto prima. Noi adesso l'ultimo brano che hai fatto sentire prima, Resto a lottare, un brano che veramente, ragazzi, abbiamo studiato ore e ore e ore per fare uscire questo brano. E che dire, se volete vi racconto che cosa sta facendo questo brano. Sì. Allora, ragazzi, su YouTube, grazie a tutti voi, siamo arrivati a 50.000 ascoltatori. Sui social me lo sono scritto, c'ho qui il bigliettino, che stamattina me l'hanno redato, 639.751.000 ascolti, oltre il 500.000. Capite? Amo questo brano, abbiamo fatto di tutti, tutto il progetto Totoband ha fatto di tutto e di più. Siamo felici che lo stanno trasmettendo su più di 1.000 emittenti radio italiane. E questo successo che sta crescendo piano piano è dovuto comunque al nostro amore, allo studio. Ricordo studiare. Signori, questa è una bella lezione per quei grandi che sono nati già imparati, non sanno assolutamente nulla e te li ritrovi proprio sulle principali reti e alla fine continui ad ascoltare e dopo dici ma come sono bravi, Tacciamo di infinite cose e piuttosto vi invitiamo proprio ad ascoltare quel sottobosco musicale che è sempre più difficile udire sulle grosse e grasse reti, ma che vedete proprio attraverso la rete internet fa un successo bellissimo che non fa notizia, però la notizia ve la stiamo dando noi in questo momento. Totoband ha migliaia e migliaia di visualizzazioni, di quelle vere, signori, non comprate, in tutto il mondo. Poi guarda, riceviamo tutti i giorni ma migliaia e migliaia di messaggi su Messenger, su WhatsApp, email, anche richieste magari, ragazzi, ormai brutte, perché fate attenzione che ci sono anche tanti squali che promettono il mondo, Sanremo, festival, casting e cose. Ragazzi, guardatevi sempre attorno, cerchiavi di persone vere che nel progetto, allora, nei progetti si investe. Lo studio è la prima cosa, ma bisogna anche investire. Se vuoi arrivare da qualche parte comunque devi investire, perché trovarti direttamente sul palco perché sei il figlio di X è troppo facile. Quindi nel mondo reale, nel mondo nostro, mattone per mattone, io mi dispiace, questo lo voglio dire in diretta, quando iniziai con la Totoband, che eravamo una cover band, avevo dei professionisti, perché comunque chi entra a far parte della nostra band deve essere un professionista. E dissi a tutti, ragazzi, cerchiamo di stare uniti, di essere un gruppo, una famiglia e credere in quel che facciamo, mattone per mattone, oggi domani verremo ripagati. E ragazzi, tutte le persone che sono andate via dalla Totoband, guardate dove è la Totoband oggi. Ma non è una cattiveria quello che voglio dire, Chiaro, signori, vale per molti ambiti, non soltanto quello musicale. Bravo. Signori, noi abbiamo lanciato ancora una volta un altro sasso nello stagno, adesso sta a voi accendere la vostra curiosità e andare a cercare sul web
Totò Band, partendo proprio da questo pezzo, Resto a lottare. Salvatore Bosco, dove possiamo trovare, dove possiamo scaricare legalmente la vostra musica, ma soprattutto seguirvi e magari anche venirvi ad ascoltare, perché il bello di Totò Band è che poi girano in locali, in eventi pubblici e privati, è facile ascoltarvi sul territorio, è vero? Allora, ultimamente, negli ultimi anni lavoriamo tanto in ambito televisivo, su canali nazionali, Canale Italia, Boom Channel, Lazio TV, Gol TV, su grandi programmi musicali, ne cito uno, se posso, è Come no? Cantando Ballando, Certo, certo, dove storico. il 13 marzo, lo dico già a tutti, il 13 marzo saremo a Canale Italia con il direttore artistico Nillo Petti, il 18 a Passione Musica a Boom Channel. Allora, dove ci potete trovare? Sul sito ufficiale della totoband.it, su internet, sugli streaming, sui digital store ci trovate ovunque, dico ovunque, su YouTube anche, sono tutte pagine ufficiali Totoband, ci trovate, potete ascoltare tutti i nostri brani, ci sono tutte le nostre playlist, per lo più abbiamo anche caricato una playlist di karaoke e abbiamo visto che grazie a Dio sta funzionando e tante persone cantano anche i nostri pezzi e questo ci fa veramente un orgoglio a 360 gradi e poi la felicità di essere chiamati da te e da altri colleghi tuoi della radio. Questa, guarda, tutti i giorni stiamo facendo interviste e sono fiero e grazie di cuore. È che, come vedete, siete un fenomeno che sta prendendo vari ambiti e la cosa più bella è proprio che noi vi lanciamo, vi facciamo conoscere a un ulteriore pubblico e che poi magari tra qualche giorno, tra qualche mese, tra qualche settimana vi vedrà su altri canali e dirà cavolo, ma sì, li ho sentiti a Radio Libertà l'altro giorno. E poi Grazie. ti posso dire, Samuele, giusto? Chiedo Sì. scusa. E poi c'è anche un grazie a Fabio Varrone, che è il nostro bassista, a Giovanna, la nostra batterista, a Noemi, la nostra capo ballerine. Quindi grazie a tutti quelli che fanno parte al progetto Totoband. E noi naturalmente facciamo i complimenti alla squadra perché quando si riesce a formare una bella squadra, la musica indipendente, i piccoli progetti diventano grandi e come in questo caso si fanno notare per la positività, la bontà. Grazie a Salvatore Bosco, buona musica e alla prossima. Grazie a tutti voi. E grazie a voi anche dei complimenti che stanno arrivando al 340 6709 659. Certo, vi faccio ascoltare la musica che non c'è, quelli famosi, quelli che vedremo a Sanremo, certamente di qui non passano. Oh, io apro tranquillamente le linee, se qualcuno vuole andare in onda può chiamare 029294 7222. Abbiamo un po' di tempo tutto per voi e lo usiamo anche per leggere i tantissimi messaggi che mi sono arrivati durante la rassegna stampa. Intanto però le ultimissime notizie, è uscita la Meloni sulla Shoah, abominio nazista che trovò la complicità dei fascisti, scrive in apertura al sito del Corriere. A Roma scritte contro le ONG sulla piramide. Andiamo su Repubblica. Anche qui, eccole le scritte, e la Meloni, Shoah, abominio nazista con la complicità del fascismo, virgolettato, a Roma, frasi contro le ONG. E c'è una chiamata, 0292 94 7222. Pronto? Buongiorno signor Sammy Lisetta. Voilà. Allora, io volevo parlare sulla Shoah, però dopo la Shoah, signor Sammy, ci sono le foibe. Vero. Qualcuno lo dimentica. Allora, dire, secondo me, che la Shoah è di sinistra e le foibe di destra, cioè stare da una parte e dall'altra, è fazioso, è schifosamente strumentale. Allora, sono due tragedie terribili nella loro unicità. Dobbiamo accostarle, signor Sammy, non per utilizzarle a fini politici, secondo me, ma per riflettere sugli abissi dell'odio che può raggiungere l'animo umano. E poi termino, una memoria di sofferenza che va tramandata per rendere omaggio a tante povere vittime o perché questo orrore della storia non si ripeta. Tutto qua, io la saluto e buona giornata. Grazie a te per questa testimonianza. Certo, un orrore della storia che non si deve ripetere, ma un odio che purtroppo
si sta perpetuando ancora e c'è qualche cosa veramente che non funziona. Naturalmente potete dirmi la vostra chiamando 0292 94 7222 o inviando un messaggio WhatsApp, numero da memorizzare se siete nuovi ascoltatori. E come fate a vivere senza il numero di WhatsApp di Radio Libertà? In qualunque momento del giorno o della notte ci scrivete e il primo speaker che entra in onda vi legge il messaggio. 340 6709 659. Potete inviarci messaggi scritti, ma anche audio, anche video. Potete documentare cosa succede sotto casa vostra facendo il filmetto e inviandocelo. Diventate veri e propri giornalisti. Poi noi diffondiamo tutto, ad esempio, sul canale 252 del televisore o sul sito radiolibertà.net, che è anche un potente sito di controinformazione, e naturalmente in radio in tutta Italia, nella banda DAB della radio. Ciao Sammy, vorrei fare complimenti alle 200 persone che a Vigevano hanno sfilato a sostegno del sindaco ai domiciliari da mesi, perché lo considerano una persona onesta, senza peraltro prendersela con i giudici. Così mi scrivono proprio da Vigevano. Buongiorno, vorrei sapere il significato delle toghe con l'ermellino per la magistratura, scrive Mary. E ancora, 27 gennaio si chiama sovraesposizione. Basta. Giorgio di Mantova, si vergogni chi vede che la sua ignoranza non ha limiti. No, si vede che la sua ignoranza non ha limiti, si vede che ogni sua telefonata è uno schiaffo ai poveri ebrei che sono stati deportati e uccisi senza colpa. Si parla di una telefonata arrivata questa mattina alle 9:30. Senatrice Segre, non si dovrebbe stupire, ma la sinistra è contro di voi. Poi la storia non si deve cancellare, ma ogni anno ricordiamo cosa hanno dovuto subire. Vergogna chi dice queste cattiverie. Avanti, senatrice Segre. Chiaramente la nostra è una radio ancora, l'ultima, ancora libera, quindi vi facciamo parlare tutti sperando anche che abbiate un po' di responsabilità. Proteste plateali e irresponsabili contro il governo dei magistrati e il presidente della Repubblica Mattarella, presidente del CSM, muto, scrive Laura da Verona. Un'altra telefonata, pronto? Sono Albino dalla provincia di Torino, buongiorno. Uè, buongiorno. Buongiorno. Ma per quanto riguarda il discorso del giorno delle memorie, eccetera, fan bene gli ebrei a non andare alla sfilata. Io vi dico solamente un piccolo particolare. Io sono stato in Marina un bel po' di anni e quindi sono iscritto all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia. Adesso non vi vengo a raccontare il fatto increscioso che è successo a Venaria, eccetera, però quando c'è qualche riunione importante, quindi ci sono le varie associazioni, interviene anche ANPI. Ha ragione di intervenire, tanto per cominciare perché di partigiani non ce ne sono più, sono tutti morti. Quelli che ci sono solo comunisti, e infatti. E allora io quando, ripeto, mi mandano la convocazione, la prima cosa che domando è presente l'ANPI? Sì, e io non ci sono e non ci vado, ma manco se mi pagano, è chiaro, io con quella gente non mi mescolo. E adesso non ve la meno più a lunga perché non vado a raccontarvi i vari fatti, disfatti e strafatti, però così dove c'è l'ANPI io non ci vado, chiaro? La non riconosco questa associazione, è solamente un insieme di politicanti e basta, e di una sola parte politica, comunisti, io chiamo tutti comunisti, i comunisti sono mai morti, sono tutti vivi e vegeti, e qua vadano a mangiarsi le pasta asciutte antifasciste, vai, corrono, si vadano a sciacquare la bocca. Vi saluto, ciao, grazie di tutto, arrivederci. Ciao, grazie a te. Ma io una mangiatina di pasta asciutta antifascista me la farei, quasi quasi. Mangio e poi scappo via dicendo sì, io sono fascista, e mi faccio rincorrere da tutti i vecchietti. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Simpaticissimi, questi sono gli Anima Nera, arrivano da Vicenza, una canzone che celebra la semplicità e la magia di un gesto quotidiano come un sorriso. Rock e poesia metropolitana con gli Anima Nera e la canzone Bambina. Ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno care amiche, buongiorno cari amici, ascoltatori di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Questa mattina voglio parlarvi di una cosa straordinaria, di un momento particolare, di un momento importante per la nostra Italia. Se amiamo l'Italia, dobbiamo amare anche i suoi prodotti, i suoi figli, che alla fine sono i suoi frutti. Siamo in piena raccolta delle olive, stiamo producendo l'olio nuovo, qualcosa di straordinario. La produzione quest'anno è un po' migliore dell'anno scorso, anche il frutto si presenta bene. Quindi a tutti coloro che ci conoscono già, a tutti coloro che vogliono provare l'olio extravergine di oliva Acerbis, la grande offerta è di ricevere 6 bottiglie di olio Acerbis da 1 litro direttamente a casa vostra, chiaramente estrazione a freddo, chiaramente 100% italiano di olive italiane. 6 bottiglie da 1 litro di olio Acerbis a casa vostra, parlo dell'olio novello, 84 euro. Il trasporto è gratuito, chiamate 030 68 44 08 o visitate olioacerbis.com. Grazie. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Uomini delle colonie padane, buon mattino da Sammy Varin, mi avete acceso solo adesso, dove siete stati? Ho fatto saluto fascista, ma non capisci niente, così il cuore, amore, era amore verso il regista Francesco, ma vieni che ti bacio, ma non c'è nessun problema, sono assolutamente fluido, mi sciolgo sul tavolo. No, buongiorno a chi ci ascolta da questa mattina alle 7:30, ci sono i pazzi che non ci mollano un attimo, bravi, ci sono anche quelli che per caso si sono sintonizzati adesso. Ciao con la manina, niente saluto fascista, Radio Libertà, Sammy Varin, sono io che parlo la mattina e ascolto le vostre telefonate che possono ancora arrivare allo 0292947222, leggo i vostri messaggi al 340 6709 659. È piaciuto molto ciò che abbiamo mandato intorno alle 10, gli stati generali dell'economia, appuntamento che si è svolto venerdì scorso ad Arona con tanti pezzi grossi della Lega e non soltanto. Lo trovate facilmente su YouTube, lo dico per chi non fosse riuscito ad ascoltarlo, lo ascolterete in replica questa sera a partire dalle 21, quando partono ufficialmente le migliori trasmissioni della giornata. Sì, giustamente Luciana di Savona si lamenta e vi leggo il suo messaggio: sto seguendo gli interventi di ieri che ci proponete ora dell'evento ad Arona degli Stati Generali dell'Economia e come altre volte accade, sul più bello di un'esposizione che evidentemente muove una critica giusta o quantomeno chiarificatrice, come precisato dall'oratore dopo il professor Bagnai, ecco che sparisce l'audio per un po'. Io vi ascolto da Alexa, ma in quei momenti mi collego subitamente con l'app del cellulare senza però risultato. Volevo già farlo in passato, ma mi chiedo se la radio per essere su questi mezzi di diffusione deve pagare. Se così fosse, non vorrei che le interruzioni fossero volute da qualcuno che non ci apprezza politicamente parlando. Io vi scrivo da Muggiò, che non sembra sia sui Monti Urali. Tutto questo solo per informarvi, laddove fosse utile. Grazie Luciana. No, sai che cosa? Allora, siamo ormai schiavi della rete, su questo non ci piove, quindi molto spesso ci sono degli ingorghi nella rete per cui per qualche motivo si ferma, e lo vedete anche sulle grasse reti, quando fanno il collegamento Skype molte volte si blocca tutto, si frizza, si congela il video e quello va avanti a parlare, o al contrario si blocca proprio tutto quanto e bisogna richiamarlo, o non funziona l'audio. La rete internet è comoda e bella, ma
non è assolutamente perfetta. Poi chiaro, ci sono le volte che vieni bloccato perché stai dicendo delle cose che non piacciono. Questo succede soprattutto su YouTube, su Facebook, anche se adesso Zuckerberg ci ha promesso che ci daranno un po' più di libertà, speriamo. Noi ci chiamiamo Radio Libertà e vi faccio l'esempio, su Facebook siamo perennemente su un binario morto, cioè voi cercate Radio Libertà su Facebook, ci trovate e se lo fate in questo momento cliccate mi piace col campanellino e vi vengono poi, vi arrivano le segnalazioni, le notifiche ogni qualvolta siamo in diretta e non vi arrivano. Le segnalazioni, le notifiche semplicemente non vi arrivano. Questo perché? Perché Facebook ci ha più volte bloccato dicendo che ciò che diciamo non va bene per la community e gnignero. Questo perché osavamo e osiamo leggere ogni mattina la prima pagina del quotidiano La Verità, che troppo spesso dice la verità parlando di vaccini e la cosa, sapete, non può piacere alla community di Facebook. Ora pare che sia finita sta menata, ma per il momento siamo ancora in castigo. Ecco, quello che Sammy Varin mi invita a fare è proprio cercare Radio Libertà sui social, su Facebook e su YouTube, cliccare mi piace e vedere se ogni tanto vi arriva qualche notifica, perché se non vi arriva vuol dire che siamo proprio ancora in castigo perennemente su questo binario morto e sappiamo che questo significa che quando si affrontano argomenti tra virgolette strani veniamo bloccati. Questo accade normalmente sui social, non dovrebbe invece accadere ad esempio sull'app che abbiamo. Cercando Radio Libertà su App Store scaricate gratuitamente l'applicazione di Radio Libertà, che chiaramente abbiamo pagato noi, mentre voi non la pagate, e a quel punto dovreste essere protetti, nel senso che è un qualcosa che parte da noi, così come il sito radiolibertà.net. Se non ci sono interruzioni sulla rete internet, dovresti ascoltarlo senza censura. Ribadisco e disco riba, dovreste, purtroppo da decenni ormai cominciamo a essere preoccupati, comincio a essere preoccupato perché io sono un figlio delle radio libere con l'antenna sul tetto e lì non ti poteva bloccare nessuno e semplicemente trasmettevi, non poteva esserci censura se non quando arrivava l'Escopost a sigillarti lo studio. Adesso purtroppo non abbiamo più ponti di trasmissione, non abbiamo più nessuno scorta e noi radio tra virgolette normali. Ciò vuol dire che se si blocca lo streaming di internet si blocca la radio DAB, si blocca il canale 252 del televisore, siamo completamente schiavi della rete e non è un bel segno, perché più volte abbiamo visto degli esempi anche nella vita quotidiana. Abbiamo visto tante volte andiamo a prelevare e non funziona il bancomat e poi vediamo che non funziona in tutta Italia e qualunque pagamento con bancomat o carta di credito non è possibile farlo. E lì pensiamo quante volte le cazzate dei gomblottisti, oddio, ma forse avevano davvero ragione loro, i gomblottisti? Appuntamenti da non scordare targati Lega, certo, sono qua per ricordarveli, ma anche per ringraziare tutti voi che me li inviate. È il bello di fare squadra, signori, e che attraverso sempre il nostro numero di WhatsApp 340 6709 659 mi fate sapere quello che accade sul vostro territorio. Questa mi è appena arrivata ed è una cosa bellissima, lo abbiamo ricordato già la scorsa settimana, il grandissimo maestro Arnaldo Ciato che ci ha lasciato qualche anno fa, ma noi lo ricordiamo anche attraverso la musica. Ebbene, martedì 18 febbraio, ore 20. Presso la Griglieria Raffaele di Cerriano Laghetto, siamo in provincia di Monza, Brianza, ma a due passi anche da Milano, da Como, 1995-2025. Celebriamo insieme i 30 anni di Lega Cerianese, nel ricordo del nostro indimenticabile fondatore, maestro Ciato, a 2 anni dalla sua scomparsa. Martedì 18 febbraio, segnate in calendario, ore 20,
si cena insieme con taglieri di salumi, risottino con salsiccia e trevisana, grigliata di carne, tagliata di filetto a rosmarino, fagioli alla Bud Spencer, patate al forno, dessert, panna cotta agli agrumi, caffè digestivi, 30 euro a persona. Da prenotare, se mi sentite in diretta, 338 22 32 794, 338 22 32 794. Tutti voi che avete ascoltato per anni su questo canale l'osteria padana del jazz, avete sentito il maestro Ciato, lo avete visto anche sul palco a lavorare con i Legnanesi. Bello festeggiare, dire Ciato non c'è più ma siamo ancora in battaglia, ascoltando la sua musica e portando avanti le idee della Lega. Martedì 18 febbraio, ore 20, alla Grilleria Raffaele di Ceriano Laghetto. Se non venite a cena, almeno passate per un saluto. Qui bisogna assolutamente andare invece questo sabato 1 febbraio alle ore 17, incontro con il ministro Giancarlo Giorgetti. Wow! Presso Villa Recalcati, Piazza Libertà, Varese, la Lombardia che vorrei. Questo sabato, 1 febbraio, ore 17, arriva il ministro Giorgetti a Villa Recalcati di Varese. Tra gli appuntamenti da non scordare e da segnare in calendario, siamo ad Arezzo, Palazzo dei Priori, Sala Giostra del Saracino, venerdì 28 febbraio. Arriva Armando Siri a presentare il suo nuovo libro A tutto c'è un perché. Venerdì 28 febbraio, Arezzo, Palazzo dei Priori, Piazza Libertà 1, ore 18:30. Sbircio, vediamo se ci sono altre segnalazioni. Chiaramente ringraziamento perché abbiamo ricevuto da tutte le parti d'Italia un riscontro positivo allo scorso weekend, sabato 25 e domenica 26 gennaio. C'è stata una gazebata gigantesca della Lega proprio sul DDL sicurezza, perché lo sapete, anche all'interno del centrodestra c'è qualcuno che lo vorrebbe cambiare, ma guarda un pochettino. E invece no, abbiamo sentito migliaia di persone da tutta Italia che dicono col cavolo, lo vogliamo così, non facciamo scherzi. E non facciamo scherzi, signori, lo dovete dire soprattutto a qualcuno di Forza Italia. Ancora appuntamenti da non scordare. Per questo sabato 1 febbraio c'è Alessandro Morelli, signori, con Pietro Senaldi, direttore responsabile del quotidiano Libero, e tante persone competenti al CAM Falcone Borsellino di Corso Garibaldi 27 a Milano. Per parlare di cosa? La viviamo tutti i giorni, noi che a Milano ci dobbiamo venire per lavoro. Area C, mobilità e area C, le prospettive per la città. E anche l'area B non siamo messi tanto bene, perché le promesse del PD non sono assolutamente buone. Tavola rotonda con il segretario generale Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza, Marco Barbieri, Enrico Bonizzoli, esperto mobilità e sicurezza stradale, Ivo Roberto Cassetta, amministratore delegato della Milano Serravalle, poi il direttore dell'area territorio ambiente di Assolombarda, Emanuela Curtoni, Marco Giachetti, presidente Fondazione Cagranda, ospedale Cagranda qui in Niguarda, Andrea Gibelli, presidente esecutivo FNM, e Giovanni Mantegazza, presidente di APA Confartigianato Imprese. Naturalmente la presenza del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Alessandro Morelli. Sabato 1 febbraio, ore 9:30 al CAM di Milano. Queste altre informazioni le trovate tutti naturalmente sul sito leganord.org, dove trovate anche l'appuntamento con la scuola di formazione politica. Siamo al 10° anno. A Roma 22-23 marzo, Palazzo Rospigliosi, via 24 maggio 43. Tutte le informazioni anche sul sito e soprattutto sul sito www.scuoladinformazionepolitica.it. Per imparare la politica
non soltanto per voi che volete essere in politica, che credete ancora nella buona politica, ma per chiunque sia interessato a capire un po' meglio come funziona questo paese. Feste della Lega? Tranquilli, ricominciano, soprattutto qui nella Bergamasca. I complimenti ai grandissimi della Lega che ogni anno un record. Lega in festa a Palazzago in provincia di Bergamo, si ricomincia 14, 15, 16, 21, 22, 23 febbraio 2025 presso l'area feste, struttura fissa e riscaldata, tutte le sere a partire dalle 19, bar, pizzeria e cucina tipica. 14, 15, 16, poi ancora 21, 22, 23 febbraio, festa della Lega a Palazzago in provincia di Bergamo. Devo dire che al momento dovrei essere abbastanza aggiornato con tutti gli eventi targati Lega, ma io lo so che mentre parlo me ne spedite altri. Quindi datevi da fare, fatemi avere tutto quello che avete da segnalare sul vostro territorio o anche cose che non funzionano bene, non soltanto della Lega, ma anche possibilmente di altri partiti. 340 67 09 659. Siamo la vostra voce, siamo una radio, siamo un altoparlante e il bello di avere un altoparlante a disposizione è che basta che schiacciate un bottone, ci inviate un messaggio e funziona. Ho ancora una manciata di minuti, li sfrutto bene, sfrutto, andando su Repubblica, che fa sempre bene alla salute, perché a volte dice anche qualcosa di vero. Torno alla situazione Meloni, Bin Salman e il tè nel deserto. Non potete aver perso la bellissima fotografia di Meloni e Salman, guardali qua, che si guardano felicemente. È stupenda quella foto, dentro nella tenda in mezzo al deserto. Vedo anche delle cose sul tavolino, chissà se hanno bevuto il tè o cos'era quella cosa lì, ma cosa sarà mai questa robina qua? Non ce ne frega niente, stanno arrivando i soldi. Sì, non sono arrivati, però a pagina 9, il quotidiano Repubblica, che oggi chiaramente è pieno zeppo appiccicoso di sostanze strane, bava di lumaca, non lo so, c'è un po' di rabbia, diciamo, su Repubblica raccontando queste cose, però riconosco che ha avuto il coraggio di metterla in prima pagina, la notizia che arrivano 10 miliardi dall'Arabia. E allora, pagina 9, lo scenario, si scrive, Sace, Leonardo, Fincantieri e Pirelli, il patto con i sauditi vale 10 miliardi. Nella delegazione in visita dal principe anche i vertici delle aziende italiane. Aldo Fontanarosa ci scrive qualcosa, ma ripeto, non si sa ancora moltissimo. Vi leggo qualche riga. Imprese italiane firmano prime intese in Arabia Saudita alle quali la premier Giorgia Meloni assegna un valore di 10 miliardi di dollari. Si tratta spesso di accordi quadro generali che dovrebbero favorire future commesse. Leonardo firma un memorandum che, si legge in una nota, favorirà la collaborazione industriale con gli arabi nei sistemi di combattimento aereo e in ambito elicotteristico. La Didi Leonardo Cingolani pensa poi che l'Italia, ma anche il Giappone e il Regno Unito, potrebbero aprire le porte delle CCAP all'Arabia Saudita. Il CCAP è il progetto che varerà un caccia di nuova generazione entro il 2035, progetto che coinvolge Leonardo per la parte italiana. Anche Fincantieri firma i suoi memorandum con gli arabi. Riguardano i cantieri per costruire imbarcazioni, anche civili, la cybersicurezza applicata alle navi. La Didi Fincantieri Volgero guarda da tempo al mercato arabo, come dimostra l'apertura di una società, Fincantieri Arabia for Naval Service, già a maggio 2024. In primavera intanto inizierà a produrre pneumatici, 3,5 milioni annui, una fabbrica al 25% di Pirelli e al 75% del fondo sovrano saudita. Snam avvia infine un cammino comune con l'impresa saudita Aqua Power, che punta a creare una catena di fornitura di idrogeno verde in Europa. Poi c'è il piano Mattei. Il governo Meloni cerca la sponda dell'Arabia Saudita per drenare risorse verso le nazioni africane che l'Italia vuole aiutare con questo piano.
La Cassa Depositi e Prestiti, ad esempio, si accorda con il Fondo Saudita per la cooperazione allo sviluppo e di nuovo con Aqua Power, famosa anche per gli impianti che eliminano il sale dall'acqua del mare. Sempre Aqua Power firma 2 altre intese con Ansaldo Energia e la nostra SACE. SACE è il gruppo sia assicurativo sia finanziario che aiuta le aziende tricolori ad affermarsi all'estero. Controllato dal Tesoro, SACE entra nella partita araba in un'articolata triangolazione. 9 banche internazionali muovono finanziamenti per 3 miliardi che aiuteranno imprese italiane a lavorare in terra araba, insieme alla locale Neom tra edilizia, infrastrutture e trasporti. Finanziamenti su cui SACE estende ora la sua garanzia. L'impegno complessivo di SACE sarà di 6,6 miliardi. Si allarga l'energia sostenibile d'intesa con la Saudi Electric Company. Questo quanto scrive Aldo Fontanarosa quest'oggi a pagina 7 del quotidiano Repubblica. E per questo direi che è assolutamente tutto da parte di Sammy Varin. Sì, vi lascio al proseguo delle argomentazioni che lanceremo sulle frequenze di Radio Libertà. Me ne vado, ma tornerò, come al solito è una minaccia, domani mattina la rassegna stampa è puntuale alle 7:30. A domani. Avete ascoltato Potere al Popolo.